Buongiorno a tutti. Iniziamo oggi il nostro terzo appuntamento della serie di webinar che realizziamo come Fondazione Nord-Est e Union Camere del Veneto dal titolo Il mondo e il Nord-Est. L'obiettivo è quello di presentare una serie di ricerche, di analisi che vengono realizzate sul territorio nordestino, ma che possono avere un interesse anche a livello nazionale e internazionale. Oggi, ad esempio, parliamo di lavoro e lo facciamo con Daniele Marini che ci presenterà il suo ultimo libro Fuori classe, scusate, dal movimento operaio ai lavoratori imprenditivi della quarta rivoluzione industriale. Daniele Marini è il direttore scientifico di Community Media Research, autore del libro, nonché anche membro del comitato scientifico della Fondazione Nord-Est. Ci accompagneranno in questa discussione, in questa presentazione sul tema del lavoro, tre ospiti. Abbiamo Antonella Candiotto della Galdi SRL, nonché vicepresidente di Un'Industria Treviso, che ovviamente ci parlerà del tema lavoro dal punto di vista dell'impresa, ma anche della rappresentanza del mondo imprenditoriale. Abbiamo poi Gianfranco Refosco, segretario regionale della CISL Veneto, che ovviamente ci parlerà dal punto di vista della rappresentanza sindacale. E infine Paolo Bubitta, esperto e professore di organizzazione aziendale dell'Università di Padova, nonché responsabile dell'Osservatorio sul lavoro della Fondazione Nord-Est. Ognuno di loro ovviamente ci può presentare una diversa inquadratura del tema lavoro che oggi è costantemente nel dibattito quotidiano, non solo per quanto riguarda la politica, ma anche per quanto riguarda gli studiosi, per quanto riguarda la stampa, perché a partire dalla crisi sicuramente il tema del lavoro è diventato centrale soprattutto in termini di perdita di lavoro. Con la grande crisi anche il Nord-Est si è ritrovato a dover affrontare una dinamica di crescita del tasso di disoccupazione, soprattutto per quanto riguarda alcune fasce di popolazione, come per esempio i giovani, ma anche perché oggi sul tema lavoro impatta la questione della quarta rivoluzione industriale, dove abbiamo un dibattito che oscilla tra chi racconta che il lavoro sparirà e si perderanno solo posti di lavoro e chi invece prova a fare una riflessione più ampia e cominciare a raccontare come cambierà il lavoro, come si trasformerà il lavoro. Tutti questi temi che parlano della rappresentazione del lavoro per la nostra società sono all'interno del libro di Daniele Marini, che adesso ci presenterà dal suo punto di vista il lavoro che ha fatto. Passo a Daniele la parola. Sì, grazie. Intanto buongiorno a tutti e a tutti voi e ringrazio la Fondazione Nord-Est per questa occasione. Come ha già anticipato Silvia Oliva, il libro che è uscito da poco, Fuori classe, prova ad analizzare attraverso una serie di ricerche compiute in questi ultimi 3 anni, e che ho avuto modo di fare in questi ultimi 3 anni, in particolare con Federmeccanica, ma non solo, un viaggio all'interno del mondo del mondo del lavoro dipendente. Preciso subito che il taglio non è un taglio legato al mercato del lavoro, alle analisi del mercato del lavoro, ma provo a dare una lettura di come siano cambiati e mutati gli orientamenti dei lavoratori nei confronti di diversi aspetti legati al lavoro. Perché voglio fare questa precisazione? Perché in questi anni, nel nostro paese in particolare, il tema del lavoro è stato affrontato in modo pressoché esclusivo dal punto di vista, diciamo così, della regolazione del mercato del lavoro, sostanzialmente giuridico. Basti che pensiamo dal pacchetto Treu fino al Jobs Act ultimo, adesso in questi giorni il pacchetto di provvedimenti cosiddetto della dignità, no? Del decreto dignità sul lavoro, di cui ancora però non si sa ancora che cosa uscirà, perché non è ancora diventato decreto, almeno al momento. Quindi tutta una serie di approcci al lavoro legato alle sue dinamiche, diciamo così, regolative, giuridiche. E invece abbiamo totalmente perso di vista un altro aspetto, un altro approccio, che è più quello di carattere, diciamo così, soggettivo, ovvero come i lavoratori vivono e vedono il loro lavoro.
Questo ho cercato di realizzare attraverso appunto una serie di indagini fatte sui lavoratori dipendenti in Italia in questi ultimi 3 anni. Per introdurre l'argomento, perché il libro tocca diversi versanti che vanno dalla partecipazione dei lavoratori fino al welfare aziendale, la rappresentanza sindacale, le innovazioni, eccetera, eccetera, provo a indicare brevemente come introduzione almeno 2 elementi che hanno fatto da filo rosso, diciamo così, dentro al libro. E vorrei partire dal titolo Fuori classe. Perché fuori classe? Allora, per 2 ordini di motivi, e qui cerco di farvi vedere alcuni dati presenti appunto nel libro. Allora, c'è un primo motivo che, diciamo così, giustifica il titolo Fuori classe. È dato dall'articolazione che il lavoro ha avuto in questi anni. Più o meno, diciamo così, abbiamo avuto attenzione alle trasformazioni che si sono generate, penso da quelle organizzative a quelle produttive, ma in questo caso, come potete osservare, penso da questa slide, abbiamo chiesto ai lavoratori di dichiarare che cosa fanno concretamente, quotidianamente nel loro lavoro. Quindi se fanno delle mansioni che sono operative, esecutive prevalentemente, oppure possono prendere delle decisioni autonome, se il loro impegno è prevalentemente fisico piuttosto che mentale, ancora se utilizzano strumenti a bassa o ad alta tecnologia e se lavorano da solo o in team o in un gruppo. Qui vedete divise i due aspetti. Uno, i lavoratori metalmeccanici, ovvero classicamente quelli che avremmo definito un tempo operai, e dall'altro la media dei lavoratori in Italia. Ricordo che nelle ricerche sono compresi tutti i lavoratori, non solo dell'industria ma anche quelli dei servizi. Bene, già da questo primo risultato, come possiamo osservare, la parte prevalente dei lavoratori è spostata su quelle dimensioni del lavoro, diciamo così, più pregiate. Prendono decisioni autonome, l'impegno è più mentale che fisico, utilizzano, guardate soprattutto gli operai, diciamo così, cioè nella metalmeccanica, tecnologie medio-alte e più o meno, diciamo così, lavorano insieme ad altri in un gruppo. Già solo questo dato ci racconta di come sia profondamente cambiato il modo di lavorare dei nostri lavoratori, dei lavoratori italiani. Di più, se prendiamo questi dati e li frulliamo, diciamo così, li mettiamo insieme e proviamo a ridefinire una stratificazione sociale delle professioni, ecco, emerge questa graduatoria che va dalla parte più bassa, che è quella che ho definito operativo, cioè quei lavoratori che fanno un lavoro prettamente manuale, non possono prendere decisioni, lavorano da soli, non usano tecnologie, che sono una parte marginale, ma non minoritaria, ma non marginale, poco meno del 10%, sono gli operativi, e poi via via a salire verso le prestazioni lavorative, diciamo così, più pregiate, che ho definito skill 4.0. Ora, già questo, e anche questo risultato ci fa vedere come mediamente i lavoratori in Italia si siano spostati verso, diciamo così, competenze e capacità più elevate. Ma vorrei chiudere su questo primo punto facendovi vedere come nel tentativo di definire il lavoro, la professione svolta, non uso mai né la parola operaio né la parola impiegato, perché ormai queste parole con le quali classicamente guardiamo al lavoro non sono più in grado di definire che cosa fanno effettivamente i lavoratori. E porto solo un esempio che uso spesso del mio caldaista, che avremmo definito un tempo l'operaio che ti viene in casa e fa il controllo dei fumi. Bene, l'unica cosa di manuale che fa è
aprire la scatola della caldaia, dopodiché utilizza per la misurazione solo strumentazioni elettroniche. In più porta uno smartwatch al polso, con il quale comunica all'azienda i dati e da lì poi mi arriva il certificato di conformità della caldaia. Quindi la domanda, e chiudo su questo, fa un lavoro manuale o un lavoro intellettuale? Quindi dobbiamo ridefinire, diciamo così, anche le parole che identificano i lavori, perché le parole che utilizziamo classicamente non servono più a descrivere il lavoro che le persone fanno, tant'è che gli stessi lavoratori nelle ricerche emerge, chiedono di rivisitare i profili professionali. Il secondo punto, per cui è fuori classe, è anche di carattere simbolico. E qui vorrei far vedere solo alcuni aspetti. Se noi chiediamo quali sono i valori che i lavoratori attribuiscono al lavoro, vediamo che sono tutti valori di carattere espressivo, in particolare fra le giovani generazioni. Come vedete, la realizzazione personale, il percorso di crescere, la crescita, l'autonomia, sono i valori che le persone, che i lavoratori attribuiscono al lavoro. Possiamo allora parlare ancora di classe di lavoratori, intesa marxianamente, dove cioè i lavoratori condividono non solo la stessa condizione, ma gli stessi valori di sfruttamento o di condizione lavorativa? Ecco, io credo di no. In questo senso sono anche fuori classe. Al punto che se noi domandiamo a loro, ma se dovessimo applicare criteri di giustizia sociale sul lavoro, tu che cosa indicheresti? Beh, la maggioranza la possiamo chiaramente definire meritocratica, cioè, detta in altri termini, chi deve essere pagato di più, chi è più bravo, chi ha più formazione. Poi seguono i merito-solidali, cioè quelli che dicono a ciascuno bisogna dare pari opportunità di partenza, ma poi ognuno se la gioca da sé. Gli egualitaristi, quelli che individuano come lo stipendio dovrebbe essere grosso modo uguale per tutti, potete osservare sono una larga minoranza. Quindi abbiamo a che fare con soggetti, con lavoratori che non hanno più un'idea vecchia di lavoro, ma come potete vedere anche da quest'altro dato, se possono, preferiscono guardare al lavoro come un percorso di crescita professionale più che legato al posto del lavoro. E allora termino con quest'ultimo dato che ci dice di un problema di fondo, e cioè che in questi anni, presi dal temi dei diritti del lavoro, delle trasformazioni delle regole, abbiamo perso di vista un altro aspetto, che è quello della narrazione del lavoro. Come potete vedere, questi sono gli stessi lavoratori nella loro stratificazione mentale, nell'immaginario collettivo, il lavoro artigiano, operaio, contadino stanno in fondo a questa classifica. Quindi abbiamo perso la capacità di raccontare effettivamente quali sono le trasformazioni che hanno attraversato in questi anni il lavoro. E questo è un tema che riguarda tutti, dal mondo della scuola, ma soprattutto al mondo delle imprese, che ha smesso in questi anni di raccontare come si è trasformato il lavoro all'interno delle imprese stesse. Benissimo, allora ringraziamo Daniele per questa prima presentazione. Scusate. Direi che cominciamo con il nostro primo giro di diciamo, risposte a queste prime sollecitazioni di Daniele Marini. Io mi sono segnata alcuni temi che mi paiono interessanti. Il tema delle parole e della narrazione che usiamo per raccontare il lavoro, sia come lo raccontiamo noi, sia come lo percepiscono le persone che poi sono chiamate a questo lavoro. E dall'altro lato il fatto che conta molto meno il posto di lavoro in quanto tale, ma la realizzazione e la percezione di sé attraverso questo tipo di lavoro. Chiederei allora ad Antonella Candiotto di raccontarci il suo punto di vista da imprenditore e da persona che quotidianamente è chiamata a confrontarsi con i lavoratori. Cosa è cambiato? Si ritrova in questa indicazione, in queste proposte del professor Marini? Sì, buongiorno a tutti intanto. Sì, mi ritrovo in quello che ha detto il professor Marini assolutamente, anzi lo ringrazio per questo libro che ha scritto, perché penso che sia veramente d'aiuto per noi imprenditori, per tutta la categoria di imprenditori, ma soprattutto per le persone che lavorano in azienda.
La cultura è molto cambiata in questi anni, come diceva il professor Marini, e soprattutto diciamo, è cambiato il modo di concepire il lavoro in azienda, perché comunque in azienda si fa cultura, in azienda si condividono dei valori, scusate, e spesso questi valori che sono condivisi dalle persone sono gli stessi valori che ha l'imprenditore, quindi si è molto, diciamo, allineata questa differenza tra persone e imprenditori. Si lavora in squadra, si lavora tutti insieme e ci deve essere soddisfazione da ambo le parti. Ci deve essere soddisfazione per l'imprenditore che ha il suo sogno da realizzare e ci deve essere soddisfazione per le persone che lavorano a fianco dell'imprenditore, che sono dei veri e propri collaboratori che lo aiutano a realizzare questo sogno e che contemporaneamente realizzano anche il loro. Quindi c'è moltissima attenzione alla motivazione delle persone, proprio perché persone motivate in un contesto che è funzionale, diciamo, a supportare questa loro motivazione, creano competitività per l'impresa. E oggi un'impresa per essere competitiva deve prestare moltissima attenzione, soprattutto molto ascolto delle persone, ci deve essere un'attenzione e un focus proprio sullo stimolare il talento, l'espressione del talento delle persone e la realizzazione. Soprattutto in questo momento dove sono in atto dei cambiamenti anche proprio si parla molto appunto di questa rivoluzione digitale, di questa evoluzione delle tecnologie. Ecco, per seguire questa evoluzione di tecnologie sono indispensabili delle nuove competenze che spesso le aziende hanno anche difficoltà in questo momento a reperire nel mercato. E queste persone con queste nuove competenze che vengono considerati diciamo dei talenti vanno in qualche modo seguiti, supportati, quindi ci deve essere una formazione a partire dall'alto, quindi ci deve essere diciamo una visione da parte dell'imprenditore e dei dirigenti proprio per riuscire a sfruttare queste competenze e ad accrescere la competitività dell'impresa. Poi anch'io mi ritrovo pienamente con la riflessione di Daniele Marini sulla definizione dell'operaio impiegato. Ecco, cioè questi nomi non sono più rappresentativi, cioè gli operai non sono degli operai, sono delle persone, sono principalmente dei tecnici che stanno imparando che imparano l'inglese, che hanno competenze trasversali, che sono focalizzati e hanno contatti continui con i clienti, che servono proprio per trasferire i bisogni dei clienti a quello che è il team decisionale dell'azienda e molto spesso le decisioni vengono prese da loro, cioè vengono prese dal basso, anche decisioni importanti e influenze importanti vengono portate da quelli che una volta venivano chiamati operai o semplici impiegati. Ecco, quindi sicuramente mi ritrovo pienamente ecco, con queste riflessioni che sono state fatte. Poi per quanto riguarda la gestione, come accennavo prima, è proprio una gestione personalizzata della persona. Diciamo, ogni persona, anche nelle grandi aziende, infatti nelle grandi aziende di solito è presente un ufficio del personale che gestisce appunto i piani di carriera delle persone o i piani di sviluppo delle persone. Quindi a una crescita culturale delle persone corrisponde una crescita di competitività delle imprese. Ecco, quindi direi che il focus è assolutamente su questo. Grazie. Posso chiederle, farle già una domanda? Lei Prego. giustamente diceva che ci si accompagna reciprocamente a raggiungere il proprio sogno, quello Sì. dell'imprenditore, ma anche nello stesso modo quello del lavoratore. Voi come azienda, quali tipi di strumenti mettete a disposizione dei vostri collaboratori per effettivamente partecipare di più ai valori dell'azienda, sentirsi parte di un progetto, di un percorso? Allora, noi abbiamo investito tantissimo e continuiamo a farlo in formazione, soprattutto diciamo, formazione dall'alto, diciamo, dei manager, che una volta erano delle figure che impartivano ordini, oggi sono dei coach, sono delle figure, diciamo,
sono più degli educatori, delle persone che trasmettono i valori dell'azienda, che sanno in qualche modo coinvolgere le persone e che soprattutto le sanno ascoltare. Quindi di recente abbiamo fatto un percorso, l'abbiamo chiamato G-Evolution, Galdi Evolution, proprio per diciamo, le seconde linee di manager, dove sono stati coinvolti in un percorso di formazione sulle competenze trasversali, sull'intelligenza emotiva, sulla leadership, su tutte quelle, anche proprio su un valore che è la generosità, cioè che è quella di saper far crescere gli altri. Ecco, io penso che questa sia la cosa più importante. Un manager, chi gestisce persone deve essere una persona generosa che sa trasmettere quello che sa e sa far crescere gli altri. Bene, Questo grazie. credo sia lo strumento più importante. Grazie mille. Sentito il mondo dell'impresa, proviamo a sentire i sindacati che sono sempre accusati di non saper più rappresentare questo lavoro, queste novità, soprattutto di saper accogliere nuovi lavoratori all'interno delle file del sindacato. Qual è la tua opinione, Gianfranco Refosco, e qual è soprattutto il tuo pensiero rispetto a quanto scritto da Daniele nel suo libro? Beh, il libro di Daniele si inserisce utilmente in una letteratura recente che cerca di reinterpretare il lavoro dopo il paradigma fordista. Il paradigma fordista è quello che ha anche forgiato, diciamo, le modalità di rappresentanza che il sindacato ha assunto nei decenni scorsi. E quindi è un libro molto, molto utile. Abbiamo già avuto modo anche con Daniele Marini di discuterne, perché aiuta anche una capacità di dare una lettura nuova e anche una strategia nuova alla rappresentanza, di cui comunque c'è ancora un gran bisogno. Naturalmente bisogna sapere interpretare i cambiamenti. Allora, dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio che sta quotidianamente in mezzo ai lavoratori, noi vediamo una sorta di spaccatura per quello che riguarda il mondo del lavoro attualmente. Cioè la riorganizzazione delle filiere di creazione del valore, che sta avvenendo soprattutto nell'industria manifatturiera, ma anche nei servizi, sempre di più, porta a una vera e propria spaccatura nel mondo del lavoro, che io provo a sintetizzare con un'immagine, no? Da una parte c'è il lavoratore della cooperativa Spuria, o quello che subisce, diciamo, nelle aziende in appalto molto spesso una compressione forte del costo del lavoro e quindi anche delle condizioni di lavoro. E questo è un fenomeno molto molto ampio, non riguarda solo l'agricoltura e il caporalato, ma riguarda un segmento abbastanza ampio e poco visibile del mondo del lavoro, anche in Veneto. Dall'altra parte invece abbiamo le imprese che fanno questo percorso 4.0, digitalizzazione, innovazione continua, dove la fotografia del lavoratore oggi coincide in maniera abbastanza precisa con la descrizione che le fa Daniele Marini. Ecco, allora il primo punto per quello che riguarda la nuova strategia del sindacato è quello di saper adottare strategie necessariamente diversificate per rappresentare gli uni lavoratori che sono in condizioni, io lo dico proprio, di maltrattamento del lavoro, anche insomma va denunciato in maniera anche molto forte questo aspetto, e dall'altra parte invece come il sindacato può rendersi utile e fare un'azione di rappresentanza rispetto a questo nuovo mondo del lavoro che si sta manifestando quotidianamente in maniera molto molto diffusa. Ecco, quindi su questi punti mi concentro sul secondo pezzo, perché il primo pezzo del mondo del lavoro ha bisogno forse di un sindacato che ritorni un po' alle radici, sia anche un po' più puntuale, mentre il secondo segmento del mondo del lavoro ha bisogno di un sindacato che sappia costruire una rappresentanza di tipo diverso. E faccio due esempi molto chiari da questo punto di vista. Allora, il primo, il lavoratore, la lavoratrice, giovane o meno giovane, che cerca un lavoro oggi, non basta che dia una disponibilità o che dimostri una buona volontà. Per essere preso in considerazione, deve dimostrare di avere un progetto professionale. Cioè l'impresa lo prende in considerazione in quanto vede che questa persona ha un progetto che vuole realizzare
sia che operi come lavoratore dipendente, sia che faccia il collaboratore o il lavoratore autonomo. Allora qui, su questo aspetto che Daniele Marini definisce l'imprenditività, su questo aspetto si sfumano anche le caratteristiche di diversificazione fra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo. No? Questa è una delle grandi sfide per il prossimo futuro, che io sono assolutamente d'accordo con quanto veniva evidenziato anche nella premessa. Si dovrà affrontare sempre meno con strumenti legislativi e sempre di più con strumenti contrattuali, collegati con l'impresa, collegati con la struttura produttiva e collegati con una nuova modalità di fare contrattazione. Questo è fondamentale, e qui il sindacato ha un ruolo anche educativo nei confronti dei lavoratori. Non basta più dare una disponibilità o andare alla ricerca di un lavoro, bisogna andarci con un'idea progettuale da presentare all'impresa in cui io mi candido a lavorare. Il secondo aspetto ha a che fare ancora di più con gli strumenti di tutela del lavoratore. Cioè, nell'impresa 4.0 la tutela principale del lavoratore non è tanto la forma di legge che tutela il posto di lavoro, ma è il bagaglio di competenze che il lavoratore porta con sé. Quindi il ruolo del sindacato dovrà essere quello sempre di più di accompagnare il lavoratore e la lavoratrice in un proprio progetto di continua crescita di competenze, che per me è anche una crescita personale, poi nel percorso di vita e di lavoro che le persone fanno, ed essere di fianco alla persona sia nelle transizioni lavorative sia dentro al posto di lavoro, nel senso di una costruzione progressiva di competenze e di formazione continua. Allora, queste sono due sfide fondamentali che si collegano poi molto strettamente con l'azione anche contrattuale del sindacato. Anche qui riprendo una questione che veniva detta da Daniele Marini all'inizio. La differenziazione fra operai e impiegati. È vero che è sempre più sfumata, è vero che sarebbe anche opportuno affrontarla dal punto di vista della contrattazione a partire da quella nazionale, ma io dico sempre di più in quella aziendale, con una riscrittura delle forme di inquadramento. Noi abbiamo la maggior parte dei contratti nazionali che hanno un inquadramento, quindi l'assegnazione dei livelli proprio anche retributivi alle persone, che è stata scritta negli anni 70. E una delle grandi difficoltà che come sindacato affrontiamo ai tavoli nazionali e ancora di più aziendali è quando poniamo il problema di riscrivere l'inquadramento, dove troviamo delle fortissime resistenze. Troviamo delle fortissime resistenze anche su un altro tema, che viene anche questo evidenziato dalla ricerca, che è quella della sempre maggiore richiesta di partecipazione attiva dei lavoratori dell'impresa, dove anche i dati presentati del libro evidenziano una grande disponibilità e voglia dei lavoratori di impegnarsi su questo tema, mentre una ritrosia da parte dell'impresa veneta non solo ad aprire un po' le porte dei consigli di amministrazione e anche dell'azionariato. Quindi questi sono un po' gli stili. Io penso che il libro sia una buona occasione per affrontare anche pubblicamente, aprire un dibattito su questi temi, perché qui ci giochiamo, io dico, non solo il futuro della rappresentanza, ma anche il futuro dello sviluppo di questi territori. Benissimo, grazie di queste riflessioni, e dopo magari approfondiamo ulteriormente sulla capacità del sindacato di attivare questo tipo di nuove proposte. Sentiamo infine Paolo Gubitta, che mi ha detto che ha tante sollecitazioni da fare, che ha trovato tanti spunti nel libro, e quindi ascoltiamo la sua riflessione. Bene, buongiorno a tutti e grazie intanto per avermi invitato. Parlando per ultimo al vantaggio di aver già sentito molte interessanti argomentazioni da parte di Antonella e di Gianfranco, e io riprendo alcuni concetti e provo a darvi una chiave organizzativa ed economico-aziendale, insomma, delle cose che ho letto nel libro e che in parte ho sentito. E allora, il libro, la ricerca che ha fatto Daniele è una ricerca che ha messo a fuoco come i lavoratori e gli imprenditori, anche per la verità, si rappresentano nel lavoro, che idea hanno, che idea si sono fatti. E quindi, se vogliamo, indaga, studia, Daniele correggimi se sbaglio,
come le persone si immaginano nel luogo del lavoro e quali sono le attese, no? Quali sono le loro rappresentazioni. Ora questo, dal punto di vista gestionale, dal punto di vista organizzativo, è molto importante perché consolidati studi in ambito organizzativo dicono che gli attori individuali, collettivi, chiunque, non reagisce tanto alla realtà così com'è, ma all'idea che si fa della realtà, alla rappresentazione che si fa della realtà. E allora il fatto che, ad esempio, ci sia una idea del lavoro operaio, poi lo riprendo in dettaglio, come poco qualificato, poco ambito, è non al vertice ma alla base della piramide del prestigio del lavoro, beh, insomma è una rappresentazione che poi incide, ad esempio, sulle scelte formative, sulle scelte professionali e rende più o meno difficile trovare le persone che ci servono per lavorare. Allora, detto tutto ciò, in maniera puntuale vorrei affrontare in 3-4 minuti alcuni concetti. Allora, prima cosa, Daniele ci dice che ci sono 6 milioni di operai in Italia, giusto Daniele? Sì. Non sono pochi. Catalogati. Rappresentano il 54% di tutti i lavoratori dipendenti. Quindi stiamo parlando di una cosa rilevante. E qui Antonella che rappresenta gli imprenditori e Gianfranco che rappresenta, no, i lavoratori, è un'informazione da tenere bene in conto. Non stiamo parlando di un segmento minuscolo, ma fondamentalmente di più della metà dei lavoratori dipendenti. E quindi è qualcosa di importante. Questi lavoratori però, a differenza di quello che per molti decenni abbiamo pensato, non sono uniformi. Non sono uniformi. La fotografia che cita Daniele è una fotografia che è policroma, che ci dà un'idea del lavoro operaio nel caso specifico abbastanza diversa da quella che avevamo. Bene, parliamo di cose rilevanti e cosa voglio dire di queste cose rilevanti. Alcuni aspetti relativi allo spazio, al tempo e ai ruoli. Lo spazio. E la fabbrica, emerge a pagina 18, Daniele, risulta come un luogo di lavoro poco ambito. Poco ambito. Poco ambito. Ciò nonostante, Daniele, a pagina 54, rilevi che i lavoratori si sentono a casa propria in fabbrica. È come dire che nella scala di Maslow non percepiscono il luogo di lavoro fabbrica semplicemente per portare a casa uno stipendio, ma per realizzarsi. E si sentono affiliati. Affiliati, quello che tu chiami gli identificati, sono quelli che soddisfano il cosiddetto bisogno di affiliazione all'interno dell'impresa. I meno affiliati, i meno identificati, e qua guardo Gianfranco, sono i lavoratori meno giovani, che hanno più di 55 anni, e con titolo di studio più basso, che sono anche quelli che percepiscono un peggioramento, se vogliamo, no? Delle condizioni di lavoro all'interno della fabbrica. Mettendo insieme tutti questi aspetti, quindi da un lato è poco ambito, dall'altro il lavoro operaio è percepito come un lavoro di bassissimo prestigio, dall'altro i lavoratori si realizzano, quelli che ci sono all'interno della fabbrica. Quindi l'impegno da prendere a partire dal libro di Daniele è studiare le dinamiche organizzative, cosa succede, non solo le rappresentazioni, ma cosa succede dentro le fabbriche, studiare le forme di organizzazione del lavoro. Perché Daniele da pagina 134 in avanti ci dà una rappresentazione del lavoro operaio, no? Che è drammaticamente diversa da quella che avevamo. Giusto Daniele? I 4 modelli che hai indicato. Allora li dobbiamo studiare, dobbiamo vedere le forme di organizzazione del lavoro, concretamente il job design, come i ruoli operai vengono disegnati, perché è soltanto facendo un'indagine organizzativa gestionale che possiamo dare una rappresentazione del lavoro di fabbrica diverso da quello che abbiamo ereditato e che è il lavoro che si realizza nelle imprese, nelle fabbriche di oggi, e abbiamo bisogno di lavoratori che poi vanno in queste fabbriche. Primo aspetto. Secondo aspetto, che è relativo al tempo. A pagina 20, e poi lo richiami in più parti, Daniele, rilevi la perdita di centralità del lavoro a tempo indeterminato, giusto?
e tu dici ha una forza intrinseca più debole il lavoro a tempo indeterminato. Allora, è vero che tu sei andato a parlare con chi lavora, quindi voglio dire, magari se questa informazione la chiediamo a chi il lavoro non ce l'ha o non l'ha mai avuto, no? Forse potremmo avere delle risposte diverse, ma preso atto di questo, quindi il contratto a tempo indeterminato non è il sogno degli operai di oggi nel mondo metalmeccanico. Primo elemento. Secondo elemento, a pagina 27, Daniele, tu dici, nella prima riga in alto della pagina, dici, no? Dobbiamo considerare i lavoratori al plurale. Cioè, al plurale. Quindi il mondo operaio è variegato. Questo mondo operaio variegato, Gianfranco, parlo a te, adesso, no? Questo mondo operaio variegato, dalla tabella 5 a pagina 109, sembra poco interessato o meno interessato di una volta alle forme di tutela del lavoro che tradizionalmente il sindacato garantisce, tutela, promette a chi si iscrive. La tabella 5 di pagina 109 ci dice, la cito e poi vado rapidamente alla fine, ci dice: a fronte delle strategie aziendali, tu lavoratore che il posto ce l'hai, preferisci essere rappresentato o che qualcuno difenda il posto di lavoro a tutti i costi, o preferisci accettare il ridimensionamento per mantenere in vita l'azienda? Bene, il 53% dice sono disponibile ad accettare il ridimensionamento e l'altra metà, il 47%, dice difendo il posto di lavoro ad ogni costo. Ecco, questi lavoratori hanno bisogno di una rappresentanza diversa, verosimilmente, sia da parte sindacale sia da parte datoriale, e questi lavoratori, come emerge poi la pagina 80 e 90, la vera difesa che probabilmente hanno a fronte delle crisi è la formazione. Ne sono anche consapevoli, la formazione continua o l'apprendimento ricorrente è probabilmente la forma di tutela che si meritano e la forma di tutela che reclamano. Ultimo aspetto velocissimo, come vi dicevo, dopo spazio, luogo di lavoro e tempo, il contratto a tempo indeterminato, la terza variabile che mi piace sottolineare è i ruoli. Dal libro di Daniele Marini sembra emergere, perlomeno, il superamento di quella che negli studi organizzativi di stampo economico aziendale si chiama concezione unitaria del potere all'interno dell'impresa. Ci sono alcuni passaggi, Daniele, dove tu parli di partecipazione alla definizione dei piani di welfare piuttosto che di partecipazione alle decisioni aziendali, che fanno emergere anche da parte datoriale un'apertura verso la cosiddetta concezione pluralistica del potere all'interno delle aziende. Quindi l'idea che su determinate cose è ragionevole pensare che i lavoratori skillati, formati, preparati, che sanno usare le tecnologie, che contribuiscono a generare valore, abbiano anche diritto a partecipare alle decisioni dell'azienda. Allora da questo dato, due riflessioni brevissime. La prima è che se questo è vero, si reclama una via italiana alla partecipazione. Daniele dice esplicitamente la Mitbestimmung tedesca tanto evocata non fa per noi, giusto Daniele? No? E quindi va superata. E la seconda, e qua guardo Gianfranco, a pagina 113, quando ai lavoratori viene chiesto se per essere tutelato preferisci la tutela individuale o la tutela attraverso il sindacato, e sostanzialmente dicono: ma io penso che sia più efficace tutelarmi da solo invece di essere tutelato attraverso il sindacato. Allora, io penso che questa sia la risposta di chi ha la pancia piena, cioè di chi il lavoro ce l'ha e si sente sufficientemente forte. Però è un problema per voi il sindacato, perché il rischio è che se i lavoratori la pensano così, molto probabilmente si rivolgono al sindacato solo nel momento in cui sono deboli. E direi che non è la rappresentanza del sindacato che serve a questo paese, che invece è un sindacato che dovrebbe rappresentare le eccellenze dal mio punto di vista. Ho finito.
Benissimo, grazie Paolo, anche per questa puntualità nelle tue osservazioni. Forse Daniele vuole reagire a questi 3 interventi dei nostri ospiti. Come dite, non so se ci sono già delle domande, se vogliamo... No, io direi che se tu reagisci a queste prime sollecitazioni, anche un po' alle cose che ha chiesto anche Paolo di Sì, approfondire, quindi sulle sì, sì. tutele, i ruoli. Certo, ma allora, intanto solo una precisazione in più che le ricerche contenute nel volume non riguardano solo gli operai, ma riguardano tutti i lavoratori di tutti i settori. E però ovviamente nel testo sono evidenziate, diciamo così, i lavoratori della metalmeccanica, però come diceva Antonella Candiotto prima, non ci sono solo gli operai dentro alle imprese, alle fabbriche, ci sono anche altri lavoratori che svolgono altre mansioni, appunto dirigenziali, di tecnici, eccetera, eccetera. Detto questo, vorrei solo recuperare alcuni concetti che mi sembra utile sottolineare. Allora, intanto che veramente dovremmo fare uno sforzo e chiamare questi lavoratori con dei nomi nuovi, diversi, perché come ha sottolineato anche Antonella Candiotto, se uno poi va a vedere concretamente come si svolge il lavoro, e qui ha ragione Paolo, bisognerebbe analizzare che cosa vogliono, che cosa si aspettano i lavoratori da un lato e dall'altro riprendere a fare analisi organizzative dentro ai luoghi di lavoro. E allora forse lì riusciremo a capire come i profili professionali non sono più quelli che noi ci immaginiamo e che sono, come diceva Gianfranco Refosco, fermi e scritti agli anni 70. Sono passati 50 anni e il mondo del lavoro ha subito delle trasformazioni, cioè anche chiamarle fabbriche diventa oggi inusuale, guardando che cosa succede, ma non penso solo alle imprese più strutturate, penso anche alle botteghe artigiane, dove i livelli di tecnologia che vengono utilizzati le fanno diventare molto diverse. Allora, perché ho utilizzato per esempio il termine imprenditivi, cioè lavoratori imprenditivi, che è un ossimoro, no? Perché da un lato sei un lavoratore, virgolette, dipendente e dall'altro però sei imprenditore. Perché? Perché le tecnologie che queste persone utilizzano fanno sì che aumenta il loro grado di autonomia decisionale e quindi devono essere, fra virgolette, intraprendenti. Hanno delle responsabilità che prima non avevano perché finché lavoravi in linea dovevi eseguire il lavoro che ti passava sotto le mani. Qua no, qui devi avere consapevolezza di ciò che tu fai e ti viene chiesta anche responsabilità che deve essere anche riconosciuta e dal punto di vista remunerativo e dal punto di vista contrattuale. Cioè, allora, l'invito, diciamo così, è pur nello sforzo, comprendo che è difficile, ma noi non siamo come gli inglesi che sforniamo parole nuove ogni 2 secondi, no? Noi siamo latini e siamo attaccati alle nostre, però questo ci fa sì che non riusciamo veramente a analizzare e a leggere la realtà per quella che è e quindi ci affidiamo alle ideologie, cioè ai vecchi ricordi e i vecchi ricordi non ci fanno vedere che cosa. Racconto solo questo episodio. Qualche tempo fa, parlando con un imprenditore di un settore, di un'impresa tecnologica, software e cose di questo genere, mi diceva che lui aveva fatto un bando per accogliere apprendisti in alta formazione, quindi quelli laureati o diciamo così con un dottorato. È un'impresa di Torino e non trovava candidati. E si domandava come mai, perché ovviamente attraverso questo apprendistato poi avevano il lavoro attaccato, cioè avevano l'ingresso in azienda a tempo indeterminato. E allora si sono inventati di non chiamarlo più bando per l'alto apprendistato, ma apprentice, in inglese. Hanno avuto un sacco di domande. Cioè, Dice anche Briatore, perché Briatore ha fatto il programma.
Certo, sì, infatti, ma provate a pensare, lo dicevamo qualche tempo fa anche con Gianfranco Refosco in un'altra occasione, chi è che voleva fare il cuoco 10 anni fa? Adesso fai lo chef, cioè tu cambi il nome e quel mestiere ha già un altro appeal, perché, come dicevi tu Paolo, noi ragioniamo oggi ormai per rappresentazioni. Allora ecco perché l'importanza di narrare il lavoro. L'ultima cosa, e termino, ho notato tutti voi avete utilizzato dei termini poco economici, poco aziendali, avete parlato di educazione, sia per i lavoratori che per le imprese. Io amo dire che le imprese che si percepiscono in questo percorso di analisi diventano in realtà delle comunità educanti, nel senso che Antonella Candiotto ha citato educazione, ascolto, generosità, cioè non siamo al catechismo, stiamo parlando di lavoro, capite? Cioè questa è una fase di trasformazione così radicale, così profonda, in cui noi dobbiamo riscrivere la nostra grammatica, anche delle parole e anche dei ruoli, delle cose che si fanno. Ecco perché è importante, sia sul versante imprenditoriale ma anche sul versante sindacale, tornare a educare ancora prima che professionalizzare il lavoro. Benissimo, mi ero segnata anch'io in effetti che la parola che ho sentito come più ricorrente è stata educazione e formazione da tutti i partecipanti a questa discussione. E volevo tornare un pochettino proprio sul tema un po' di quello che fanno le aziende dentro, diciamo, a loro stesse per provare a raccontare in modo diverso la fabbrica, perché ci capita spesso anche come Fondazione Nord-Est di essere coinvolti in questi momenti di orientamento alle famiglie e oggettivamente insieme alle imprese si riflette sempre che è difficile convincere una famiglia che il destino dei loro figli bello è quello di andare a lavorare in fabbrica. Mi domandavo, come mondo delle imprese, come mondo della rappresentanza imprenditoriali, quali strumenti secondo voi potete mettere in atto per raccontare in modo diverso questo lavoro, per dare una narrazione diversa delle vostre realtà aziendali? A parte che è sufficiente, osservavo prima i diversi luoghi in cui noi siamo collocati in questo momento e guardavo che mentre io sono in uno sfondo assolutamente impersonale, già la dottoressa Candiotto è in un posto molto di design, molto chiaro, molto luminoso e già questo secondo me dà un'idea diversa di che cos'è un'azienda, una fabbrica rispetto a quella che ci immaginiamo. Ecco, volevo capire come si racconta in modo nuovo questi luoghi, questi momenti, che sono luoghi fisici, ma anche sono luoghi di vita per i lavoratori. Allora, come associazione, come Un'Industria Treviso, abbiamo promosso una serie di eventi, un progetto che si chiama Comprendere per cambiare, che è proprio un percorso di cambiamento culturale, dove sono stati proposti tutta una serie di interventi che cercano in qualche modo di far capire all'opinione pubblica, quindi non solo agli imprenditori, però a tutta la comunità, al territorio, il cambiamento in atto e quindi diciamo, i temi di cui abbiamo parlato prima che ha esposto Daniele Marini. Quindi anche proprio incentivare il fatto di aprire le aziende al territorio, alla comunità, di farle conoscere, quindi di comunicarle maggiormente. Questo è sempre un progetto che stiamo portando avanti da anni con l'associazione attraverso la pubblicazione Areo, dove all'interno di questa rivista le aziende comunicano tutte le innovazioni, i cambiamenti, i passi avanti che fanno. Però comunque faccio un'autocritica, cioè abbiamo tanto ancora da fare, tanto da migliorare, proprio per far capire in che modo lavoriamo oggi. Ecco, quindi io penso che un obiettivo da porci sia proprio quello di cercare di aprire di più le nostre aziende, di far, ad esempio noi in Galdi abbiamo l'Open Day dove i collaboratori possono portare al lavoro la famiglia, quindi praticamente una giornata in cui le persone portano al lavoro i propri familiari, i figli, magari gli amici più stretti
E questo comunque è un mezzo di comunicazione, di contaminazione, per far proprio vedere i luoghi. Io grazie a questo incarico ho avuto l'opportunità di visitare numerose aziende in questi anni e devo dire che ci sono delle bellissime realtà qui nel nostro territorio che vale veramente la pena vedere, conoscere, perché credo sì, siano un valore per l'intera comunità. Ecco. Sì, ecco, e su questo tornerei anche sulle riflessioni che fa Daniele nel suo libro dell'impresa come soggetto sociale che ha una responsabilità sociale verso la comunità. Diceva adesso anche Daniele che in fondo voi avete usato tutti i termini poco organizzativi, poco aziendali e emerge un pochettino questo nuovo ruolo, conferma che c'è questa nuova idea dell'impresa come soggetto sociale, soggetto a favore della comunità, dove non si realizzano solo profitti come è giusto che sia, ma anche si condividono dei percorsi, delle strade di crescita. Sì, sicuramente questo è molto importante anche proprio per quello spirito di appartenenza di cui si è parlato prima, cioè le persone hanno proprio bisogno di identificarsi con un'azienda che non pensa solo al profitto economico, ma che pensa anche a creare valore per il territorio in cui è. Quindi direi che assolutamente è fondamentale il fatto di essere attenti anche a quelle che sono le esigenze della comunità a cui apparteniamo. Ecco, molto spesso queste vengono anche un po' confuse con il welfare. Ecco, un altro concetto molto importante che si è chiarito grazie a questo rinnovamento che hanno portato avanti Federmeccanica con le 3 sigle sindacali. Questo ha chiarito molto il concetto di welfare, che è molto diverso da quella che è invece la responsabilità sociale d'impresa, da quello che è il valore che un'impresa esprime per il territorio attraverso dei progetti che possono essere di collaborazione, di sostegno. Ecco. Bene, benissimo. Gianfranco Refosco, io avevo una domanda anche sentendo un po' diciamo così, le provocazioni di Paolo, in cui dice che Daniele racconta tutti questi cambiamenti, questa propensione, questa soddisfazione di chi il lavoro ce l'ha rispetto a chi il lavoro invece non ce l'ha. Allora, secondo me, invece una riflessione su come si affrontano i passaggi tra un lavoro e un altro lavoro all'interno del nostro sistema del mercato del lavoro, perché effettivamente sì, certo, il tempo indeterminato non ha più lo stesso significato di una volta, ma ognuno di noi si troverà in momenti in cui avrà cambiamenti di carriera, passaggi da un'azienda a un altro, anche come sottolinea anche Daniele nel suo libro, passaggi che non sempre sono passaggi migliorativi dal punto di vista retributivo delle mansioni. Come si governa, come si fa a gestire questi passaggi, come si fa a coinvolgere, a far diventare positivo anche per chi il lavoro non ce l'ha questa fase di partecipazione al mondo del lavoro? Intanto il percorso di questi 10 anni di crisi, dalle quali sembra che stiamo faticosamente uscendo, ha dimostrato, perlomeno a noi, anche alle iniziative che abbiamo voluto intraprendere come CISL in Veneto, che i percorsi di riqualificazione, di accompagnamento delle persone al lavoro, se sono fatti con un'ottica di attivazione della persona e di accompagnamento vero, funzionano. Cioè noi abbiamo visto tante persone perdere il posto di lavoro, magari persone che avevano lavorato 20-30 anni nella stessa impresa, che non avevano mai cercato lavoro in molti casi, e dove la funzione principale del sindacato, insieme con i centri per l'impiego, insieme con i soggetti accreditati, è stata quella di non abbandonare da sola la persona. Cioè ci siamo resi conto che questo è un aspetto basilare, fondamentale. Accompagnare la persona ad attivarsi, ad aiutarla, come dicevo prima, a costruire anche un progetto, è fondamentale per rimetterla al lavoro quanto prima. Sul tempo determinato, guardate, l'anno scorso Veneto Lavoro ha pubblicato un'analisi che dimostrava che in Veneto un contratto a tempo indeterminato ha una durata media di 3 anni. Di questi 3 anni, quindi di queste interruzioni brevi dei contratti a tempo determinato, circa un terzo sono dovute a licenziamenti, mentre i 2 terzi sono dovuti a dimissioni, a scelte dei lavoratori.
E quindi è vero che dovremmo affrontare in maniera diversa la questione del tempo determinato, però io sul tempo determinato ritengo che ci sia una questione di un messaggio culturale, cioè nel momento in cui il lavoratore percepisce con tutte le caratteristiche anche evidenziate dalla ricerca, no? La voglia di sentirsi parte di una squadra, la voglia di sentirsi protagonista, la voglia di partecipare. Nel momento in cui si affronta la questione del tempo determinato per le imprese e per le imprese venete, io penso che il punto principale sia dare anche un messaggio al lavoratore che si investe su di lui, più ancora di quella che è la tutela formale. Io questo lo ritengo un messaggio culturale importante. Quando si vedono imprese che adottano anche molto spesso ancora stratagemmi o modalità di dilazione della stabilizzazione del contratto, diventa un elemento di allontanamento dal lavoratore. E in una fase come questa, dove il mercato del lavoro è in movimento, non so quanto questi tipi di comportamenti facciano bene all'impresa. Quindi io rovescerei il ragionamento sul tempo indeterminato e lo metterei come un elemento dell'impresa che dice al lavoratore: investi su questa impresa, investi, impegnati, io però ti dimostro che investo su di te. L'ultima riflessione che volevo fare, proprio riprendendo la riflessione fatta da Paolo Gubitta, è la questione della rappresentanza. Cioè lui giustamente diceva: il lavoratore su richiesta precisa dice preferisco arrangiarmi. Allora, sinteticamente, le nostre sedi sono piene purtroppo di lavoratrici e lavoratori che arrivano al sindacato dopo che è fallito il tentativo di autogestione magari della contrattazione aziendale. E questo io lo leggo anche questo dentro a un fenomeno culturale molto ampio, che è quello della crisi comunque della rappresentanza. Cioè qui il problema è che nessuno vuole essere rappresentato. E quindi la sfida, diciamo, culturale è quella di, per il sindacato, per la CISL perlomeno, è quella di ripartire proprio, come veniva detto prima, da un'educazione alla collettività, cioè un'azione collettiva, che non è l'azione collettiva di una volta, ma è un'azione collettiva che costruisca un nuovo schema di tutele e garanzie, diverso necessariamente da quello del passato, ma che permetta a tutti di essere cittadini anche dentro l'impresa. Ecco, per questo noi abbiamo investito molto e stiamo investendo molto come CISL del Veneto su due aspetti soprattutto. Il primo è quello dell'alternanza scuola-lavoro, perché riteniamo che raccontare il ruolo del sindacato fin dalla scuola sia fondamentale per costruire una generazione di lavoratori e lavoratrici coscienti. Il secondo è proprio l'impegno che abbiamo svolto nelle nostre sedi, nello sportello lavoro, che vuole essere una modalità di accompagnamento per i lavoratori che perdono il posto di lavoro o che ne cercano un altro, nella transizione da un posto di lavoro a un altro e nella crescita delle competenze. Perché se noi non diamo questi messaggi di una comunità che funziona meglio se si ragiona in collettivo anziché in individuale, rischiamo che il problema non sia solo della rappresentanza sindacale, ma sia della rappresentanza anche politica più ampia, come stiamo vedendo nel Paese. Benissimo, grazie. Abbiamo ancora veramente 5 minuti. Farei un ultimo passaggio su Paolo Gubitta. Mi sarebbe piaciuto capire come la rappresentazione del lavoro poi si sposa con questa industria 4.0 che sta cambiando. Ecco, cambia sicuramente i contenuti e i numeri del mercato del lavoro, però ovviamente non c'è occasione. Per chiederti invece più specifico il tema, mi piacerebbe, così tu dalla tua angolo visuale, quello dei giovani all'interno dell'università, se avete fatto una riflessione su loro, cosa cercano, cosa si aspettano nel mondo del lavoro. Ma i giovani, ti rispondo su questo, poi però vorrei riprendere brevissimamente due spunti che sono emersi nella discussione. I giovani, almeno quelli più bravi, mettiamola così, cercano autorealizzazione, cercano opportunità per mettersi alla prova, cercano dei job sfidanti, no? Dei job sfidanti che permettano loro in qualche modo di misurarsi. Noi come università facciamo la nostra parte mettendoli nelle condizioni di sperimentarsi prima di andare a lavorare, in modo tale che abbiano percezione di quello che sanno, non sanno fare, quello che vogliono e quello che non vogliono fare. Alle imprese, e qua guardo Antonella in primis, no? Per essere appealing
per essere luoghi di lavoro dove le menti più, diciamo, anche ambiziose vogliono andare a lavorare, devono offrire dei mestieri, dei job, no? Dei contenuti interessanti e oltre a offrire contenuti interessanti, pagare bene, perché il capitale umano è mobile e qui non c'entra il cuneo fiscale, c'entra il livello retributivo. E quindi questo fondamentalmente, oggi i nostri neolaureati non sognano di andare a lavorare nella piccola e media impresa, sognano di andare a lavorare nella media impresa che è capace di fare employer branding, che è capace di presentarsi sul mercato del lavoro con delle proposte interessanti, magari per un periodo di tempo limitato, ma che offre agli studenti dell'opportunità di realizzarsi. Ci sono delle aziende qui nel Triveneto che si stanno coalizzando, pur essendo imprese anche abbastanza grandi, si stanno coalizzando tra loro per prendere delle persone giovani e offrire loro una job rotation interaziendale, 6 mesi da me, 6 mesi da Gianfranco, 6 mesi da Antonella e 6 mesi da Marini. Allora questo dimostra che se io offro dei job sfidanti, no? Il capitale umano italiano, straniero, non ha importanza, viene. E quindi questa è la risposta alla tua domanda. Un chioso, abbiamo 2 minuti, un paio di cose che sono state dette. Allora, tutte le cose che ha detto alla fine dell'ultimo intervento Gianfranco, gliele devi andare a dire a chi sta disegnando il decreto dignità, dove mancano tutte le politiche attive. Ok? Tutte le prima cosa. Seconda cosa, forse non mi sono spiegato male, ma magari l'ho detto con una giusta enfasi. Io voglio bene al sindacato e più in generale voglio bene ai corpi intermedi. E penso che una società senza corpi intermedi, siano essi il sindacato dei lavoratori o il sindacato delle imprese, è una società peggiore. Direi una società che non ci meritiamo. Va da sé però che nell'epoca attuale questi corpi intermedi devono evolvere. E alcune delle cose che emergono nel libro di Daniele, in particolare l'ultimo capitolo dove parli di come si trasforma il lavoro, sono delle indicazioni importanti. Ultima cosa, Gianfranco, hai citato il tempo determinato, l'evoluzione e quant'altro. Sono d'accordo, però c'è un però. Il tempo determinato a uno di 58 anni non glielo puoi proporre. E quindi quando noi parliamo di lavoro a tempo indeterminato che perde di importanza e di peso, contemporaneamente dobbiamo fare attenzione a un segmento della popolazione che lavora, che è sempre più quantitativamente rilevante, no? Che non può permettersi lo sforzo di a 58, 59, 60 anni e ha bisogno di una rappresentanza diversa. E quindi il sindacato deve fare una politica, dal mio punto di vista, di rappresentanza segmentata. Ultima battuta, abbiamo parlato di rinobilitare il lavoro operaio o comunque il lavoro in fabbrica, in generale il lavoro esecutivo. Ecco, siamo in ritardo di almeno 50 anni. Paolo Pietrangeli, in Contessa, cantava che anche l'operaio vuole il figlio dottore. Io avevo il papà operaio, il mio unico fratello fa l'operaio, io sono l'esemplificazione di mio papà che non voleva il figlio operaio. Ecco, lo cantava alla fine degli anni 60 e primi anni 70. Abbiamo da recuperare quasi 50 anni, facciamolo in fretta, studiando dentro le imprese cosa succede nel lavoro. E magari ne riparleremo. Grazie Paolo, lascerei quindi la parola finale a Daniele Marini per una chiusura, proprio un minuto perché ormai siamo in ritardissimo. Sì, condivido le cose che sono state dette, ovviamente vorrei solo porre l'accento su una delle questioni sottolineate, e cioè che il tema dell'accompagnamento dei lavoratori, tutti, perché in questi anni abbiamo opportunamente, dal mio punto di vista, diciamo così, flessibilizzato il mercato del lavoro, ma non abbiamo messo mano all'altro aspetto, che era quello, come citava Paolo, delle politiche attive del lavoro. Perché? Per cui cosa succede? Succede che il mondo del lavoro, il mercato del lavoro è flessibile, ma le ricadute, soprattutto quelle negative del lavoro, vengono lasciate gestire ai singoli, alle famiglie. E allora qui viene il tema vero, secondo me, oggi, di inclusione e esclusione.
che anche le nuove tecnologie ci portano. Sempre più il mercato, così come le imprese si dividono fra imprese che vanno bene e imprese che vanno male, anche il mercato del lavoro, anche la società sarà sempre più una società dove c'è chi ha le risorse per stare sul mercato e può avere un lavoro a tempo indeterminato, non determinato, non importa, ce la fa, e quelli che non ce la fanno. Allora dobbiamo avere questa capacità di una visione anche delle politiche strabiche, se mi passate la battuta, cioè in grado di guardare da un lato e di sostenere quelli che vanno bene, ma di limitare il più possibile quelli che vengono esclusi dai circuiti formativi, lavorativi, perché dobbiamo pensare a una società sempre più inclusiva. Benissimo, allora ringrazio anche Daniele per questa parte sul tema dell'inclusione, che tra l'altro farà parte dell'osservatorio che cura Daniele per la Fondazione Nord-Est, perché è uno dei problemi da affrontare e che sta sicuramente creando delle difficoltà. Io vi ringrazio tutti, è stato molto interessante, do a tutti appuntamento ai nostri prossimi webinar, seguiteci sul sito della Fondazione per vedere quali sono i prossimi appuntamenti. Vi faccio vedere il libro di Daniele, è molto interessante, acquistatelo. Grazie, grazie a tutti e buona giornata. Grazie, grazie a voi. Buona giornata. Ciao. Buona giornata. Ciao. Come si chiude?